Amici di Sportisili, buongiorno e buona domenica. Da Francesco Cammuca siamo al stadio Franco Lo Monaco di Palermo, a breve in campo TF e Bagheria 90011 per la quinta giornata del girone C del campionato giovanissimi Under 14 categoria regionale. Partita che metterà di fronte i rosa guidati da mister Pianges e i giallo-blu oggi guidati da mister Lima, contro, che come potete vedere si gioca sul terreno di gioco del Franco Lo Monaco sicuramente, ma era difficile aspettarsi diversamente considerando le condizioni meteo, soprattutto della giornata di ieri. Difficile aspettarselo in condizioni migliori. Siamo pronti per goderci questi 70 e più minuti di calcio giovanile che vanno un po' a culminare quella che è stata anche la giornata di ieri, con due partite che abbiamo commentato in diretta dal velodromo, targate Athletic Club Palermo, due sconfitte rispettivamente per giovanissimi Under 15 Elite e allievi Under 17 Elite contro San Cataldese e New Eagles. Oggi un'altra formazione della famiglia Athletic Club Palermo TF. Andiamo allora a leggere quelle che sono le formazioni in campo, partendo dalla TF, maglia rosa con inserti neri. Neri sono anche i calzoncini e i calzettoni per la squadra guidata da mister Rosario Pianges. In porta c'è Geraci, poi con il numero 2 Ficarotta, numero 3 Zacco, numero 4 Avella, numero 5 Guglielmo, numero 6 Arculeo, numero 7 Genovese, numero 8 Boncore, numero 9 Cavallaro, numero 10 Miceli, numero 11 Abate. Tanto le squadre si raccolgono per questo minuto di raccoglimento per ricordare Nicola Pietrangeli. Già ieri l'abbiamo osservato, lo osserveremo naturalmente per tutto il prosieguo del weekend di sport. Il ricordo di un grande sportivo della storia italiana, ma anche mondiale, possiamo dire, visti i grandi risultati ottenuti in carriera dal compianto tennista morto, ricordiamo, lunedì nella sua casa a Roma. E ora siamo pronti per raccontare TF Bagheria. Andiamo a vedere anche la formazione del Bagheria, che si schiera con Puleo in porta con la maglia numero 1, poi con il numero 6 Balistreri, numero 10 Eucaliptus, numero 3 Lipari, mentre inizia la partita, quindi mettetevi comodi. Prosegue la formazione del Bagheria 90011, numero 3 Lipari, numero 15 Lo Monaco, numero 5 Martorana, numero 7 Montechiaro, numero 11 Previti, numero 8 Ranno, numero 4 Raspanti e numero 2 Mattia Sciortino. TF che parte con un fallo laterale battuto all'indirizzo di Miceli, ma c'è cambio rimessa, errore nella battuta del fallo laterale da parte del numero 2 Ficarotta. Allora palla per gli ospiti con Previti, poi altro colpo di testa da parte del capitano Balistreri. Prova a recuperare l'ATF con Abate, passaggio intercettato, si lotta in quel fazzoletto di campo ed ancora ATF in possesso con Abate. Miceli cerca di mettere questa palla all'interno dell'area di rigore, c'è l'anticipo e poi è bravo Puleo a metterci il corpo in uscita. Prova l'avanzata palla al piede il 90-011 con Eucaliptus, che è stato fermato. Poi altro rinvio prima dell'arrivo di Ranno, errore da parte di Ranno. Recupera però il pallone l'ATF, chiedo scusa. Miceli cerca ancora Abate, l'intervento a chiudere da parte del capitano ospite Balistreri.
Miceli, col tocco per Genovese si passa per i centrali da Boncore, poi allarga a sinistra sul numero 3 Zacco. Boncore, si muovono Miceli e Abate, Miceli serve, Figarotta il quale controlla a seguire, poi si trascina il pallone oltre la linea laterale. Tra l'altro c'è anche un vento che ogni tanto soffia laterale rispetto al campo, tra altre cose spira proprio in direzione del sottoscritto, quindi ci saranno delle folate a fare compagnia dal punto di vista della telecronaca. Qui cerca la giocata ancora la TF con Figarotta che coinvolge il suo portiere Geraci, rilancio controllato in qualche modo da Boncore, poi altro rinvio, il colpo di testa tentato da Cavallaro, poi c'è l'inserimento ancora di Cavallaro dopo la palla rubata da Arculeo. Cavallaro corre, prova a passare in mezzo a due, lo fermano Maristreri e Lipari. Allora prova a correre il 90-011 dall'altra parte con questo lancio all'indirizzo di Eucalyptus, il quale allunga la falcata, prova a far uscire il pallone e ci riesce. Numero 5 Guglielmo, quindi dal fondo. L'ATF, sono stati 3 minuti. Naturalmente per i ragazzi in campo non sarà semplice giocare, perché tra il vento, tra il campo che presenta diverse pozzanghere, d'altro campo molto grande, quindi anche difficile da coprire nella sua ampiezza. Abate non riesce nell'aggancio, anzi trattava di Miceli, poi la palla giocata verso il numero 14 di Salvo, fermato, poi anche in bello stile Zacco con un paio di dribbling riesce a liberarsi. Arculeo, pallone che passa dai centrali, prova a raccoglierlo Boncore ma lo mette in fallo laterale, quindi 90-011 che torna in possesso. Tra l'altro vento che cambia anche spesso direzione, perché ce ne siamo accorti anche nel prepartita, a volte spira laterale per capirci in mia direzione, a volte spira nell'altro verso, quindi anche difficile da gestire, a volte spira da ovest, a volte spira da est, insomma un po' complicato. In ogni caso torniamo in cronaca con Geraci che va a rinviare il controllo di Abate, poi lotta a Genovese ma la palla la riconquista il 90-011 con il numero 11 Previti, palla in avanti per Eucalyptus, chiuso però agevolmente da Avella, poi pallone a scavalcare che preda dei giocatori in maglia gialla, in particolare del numero 8 Ranno. Ancora Ranno, prova a passare via centrali, chiuso dalla difesa in maglia rosa, fallo laterale per il 90-011. Con la rimessa che verrà eseguita da Martorana, in avanti per Eucalyptus, chiusura ma ancora Eucalyptus che si riprende il pallone, le finte del numero 10 che cerca di liberarsi, chiuso però dall'ottimo intervento in angolo di Guglielmo. Primo corner della partita sarà per il 90-011 Bagheria dopo quasi 6 minuti. Angolo battuto corto con Martorana che liscia l'impatto col pallone, poi però è il più lesto a recuperare al duello con gli avversari. Qui va a servire con il tacco Previti sul fondo, mette in mezzo, chiusura da parte dei difensori in maglia rosa che cercano anche l'uscita con Miceli. Cavallaro intercettato il suo passaggio, poi sfera che gravita dalle parti di Eucalyptus, però a passare in mezzo a due viene fermato da Boncore. Ancora si lotta, e tanta lotta come era prevedibile in questo avvio di partita. Ora la corsa e il lancio da parte di Ficarotta per l'avanzata,
tentata senza successo, ma c'è fallo laterale per la ATF con questo pallone condizionato dal vento che adesso si è alzato molto forte. Una folata abbastanza importante di vento, calcio di punizione per il 90-011 sulla palla Raspanti che se ne va a battere, colpo di testa a mettere fuori, poi vediamo chi arriva per primo sul pallone. Arriva Guglielmo che calcia addosso a Previti, quindi rimessa TF che evita guai da questa prima avvisaglia di pericolo creata dagli avversari. Pallone calciato in avanti all'indirizzo di Miceli, sarà rimessa TF. Con Ficarotta che la batte, non c'è il controllo da parte di Miceli, riconquista il 90-011 con Previti, poi la palla giocata in avanti in maniera imprecisa da Raspanti. Allora l'uscita da parte di Geraci che chiama i suoi compagni a salire. Numero 1 dell'ATF che va a rilanciare, palla che scavalca tutti, poi l'anticipo tentato da Guglielmo, poi recupera, anzi Darculeo recupera il pallone e cerca di autolanciarsi Cavallaro, pallone messo in fallo laterale, torna ad attaccare la ATF con questa rimessa. Cavallaro converge lo scambio con Arculeo, poi coinvolto anche Miceli che va alla conclusione, sopra la traversa il primo tentativo. La palla lanciata in avanti dal portiere Puleo, poi Eucalyptus a lottare, cerca di riconquistare la palla, Abate ci riesce per l'ATF, si lotta ancora con Eucalyptus, ma è Abate che ha la meglio e calcia, e la palla per poco non si insacca alle spalle di Puleo. Dopo poco più di 10 minuti, la prima occasione di una certa rilevanza della partita, TF che però sembra riuscire in questa fase a prendere campo, a prendere le misure agli avversari, qui con Cavallaro, sterzata, altro dribbling, Cavallaro, altra finta, ingresso in area di Cavallaro, rimpalli, calcio d'angolo per la TF. C'è l'angolo dopo con Cavallaro, pallone che spiove, colpo di testa, salvataggio sulla linea sul tentativo di Abate, poi pallone che rimane lì allontanato temporaneamente dall'ATF, ancora attacco vivo proprio per l'ATF. Cavallaro messo in angolo, il suo cross, occasione importante per i padroni di casa per portarsi in vantaggio. Ancora Cavallaro a battere, altro colpo di testa di Arculeo, poi non riesce a intervenire Avella e alla fine allontana la difesa giallo-blu.
Controllo da parte di Miceli, che sbaglia il passaggio, poi la palla rimane lì, in qualche modo arriva Arculeo a riconquistare, addirittura ad autolanciarsi. Arculeo con il cross riesce ad arrivare il portiere, e poi non riesce ad evitare il tap-in vincente da parte di Cavallaro, e allora al 12° minuto si sblocca la partita e alla terza occasione Ghiotta segna l'ATF 1-0. Il gol di Fabrizio Cavallaro dopo che negli ultimi 2 minuti la squadra di Mister Pianges aveva sfiorato il gol in un paio di opportunità, un paio di occasioni. Alla fine è arrivata la marcatura da parte del numero 9. In qualche modo era riuscito ad arrivare Puleo su quel tiro cross di Arculeo, molto velenoso, molto pericoloso. Poi il più lesto di tutti è stato Cavallaro. Qui intanto Eucalyptus prova a rispondere subito il 90-0-11. C'è Ficarrotta che prova a conquistare il fallo laterale, alla fine ci riesce perché Eucalyptus tocca nuovamente il pallone in pressione. Controllo qui non perfetto da parte di Genovese, poi costretto a spazzare Guglielmo, poi non riesce a correggere Ficarotta, rimessa che sarà proprio per il 90-0-11 con Martorana. Eucalyptus, Martorana lotta, guadagna, no, non guadagna fallo laterale, è l'ultimo a toccare. Qui non controlla Cavallaro, poi prova a lottare in questa circostanza Ranno, non controlla Raspanti, allora corre Cavallaro in ripartenza. Cavallaro con la palla in verticale per Abate, Abate si invola, Abate la palla sul destro, lo va ad incrociare, alla fine c'è la parata in calcio d'angolo da parte di Puleo. Qui ancora Cavallaro protagonista, questa volta con la palla recuperata e con il servizio in verticale. Abate è stato bravo a involarsi, a farsi presente mezzo campo, palla al piede. Calcio d'angolo già battuto dall'ATF con la sfera che arriva all'interno dell'area di rigore. Questo cross sospinto anche dal vento fuori. Sarà rimessa per il 90-0-11 quando siamo praticamente al quarto d'ora, quasi allo scadere del quarto d'ora, quindi ci avviciniamo anche alla fine del primo quarto di gara, con il risultato che sorride all'ATF, gol di Cavallaro al 12°. Qui il rilancio da parte di Geraci. Ficarotta lotta ma non riesce a tenere il pallone. Eucalyptus cerca la giocata. Ficarotta non riesce a tenere poi il pallone in campo. Sarà rimessa per la compagine guidata da Mister Lima. Rimessa battuta per Martorana, che va a metterla in mezzo di prima, colpo di testa. E poi rilancio. Cavallaro cerca di arrivare ma viene anticipato da Balistreri. Poi Martorana cerca di andare, Martorana la perde e allora corre Ficarotta. Il contrasto, la rimessa sarà per il Bagarino 90-0-11. Con il numero 5 Martorana ad eseguire. Controllo Eucalyptus che cerca di orientarsi verso la porta avversaria. Ancora il 10 che lotta. Altro dribbling che viene poi fermato dall'intervento di Genovese. Per rilancia Geraci. Prova a controllare in qualche modo Raspanti. C'è il contrasto e c'è il calcio di punizione in favore del 90-0-11. Sulla palla si è portato Eucalyptus, giocatore che al netto della numero 10 appare proprio il più pericoloso, il giocatore con maggiore qualità
C'è il fischio. Con Eucalyptus che prende la rincorsa, mette questa palla in mezzo, c'è il controllo di Avella, poi recupera ancora il Bagheria, conclusione di Raspanti che viene intercettata, poi ancora il 4 che cerca la giocata, Eucalyptus fermato, Arculeo ancora contro il numero 10, alla meglio ma usando le braccia in maniera fallosa. E allora punizione ancora per il 90-011 con le indicazioni da parte dei due allenatori. La punizione questa volta Martorana va a calciarla, arriva al limite dell'area, poi il tentativo di Ranno fermato e sarà angolo per la squadra in maglia giallo-blu. La battuta dell'angolo, la palla passa, arriva da Geraci. C'è il rilancio con la palla che spiove, pasticciano un po' i difensori della squadra bagherese. Arculeo risistema, poi il tocco sbagliato, non riesce. Dall'altra parte l'aggancio al numero 7 Montechiaro. E allora controlla Geraci senza grossi problemi. Invita i suoi a salire. Portiere dell'ATF che poi rilancia. Cavallaro scavalcato dal pallone. Prova ad arrivare Miceli. Lotta, subisce il fallo. Fallo commesso da Lipari. Punizione TF. C'è la punizione per la TF con la palla che spiove all'interno dell'area di rigore. C'è una sponda, poi chiusura da parte della difesa del Bagheria, ma ancora attacco vivo per la squadra di Pianges con Ficarotta che tiene la palla in campo, viene aggredito da avversari. Martorana calcia lontano, altro colpo di testa dalle parti di Genovese che però la perde. Arriva ancora Ficarotta, altro rimpallo, poi Guglielmo col controllo fermato, poi ancora rimpalli, Ficarotta la meglio, fermato qui Abate, ancora però TF in possesso, sempre col suo numero 11 che allunga la falcata, sempre Abate, vince anche un rimpallo, ingresso in area di Abate col destro deviato, calcio d'angolo guadagnato dalla TF. Sempre Cavallaro a batterlo, giocata corta su Ficarotta, triangolo che non si chiude per l'intervento da parte di Previti, poi ancora però Cavallaro che riconquista, Cavallaro col dribbling, prova a metterla in mezzo, chiusura da parte di Capitan Balistreri, sarà ancora angolo, il quarto tiro dalla bandierina per la TF allo scadere del minuto 21, quindi 14, eventuale recupero all'intervallo al Francolo Monaco. Cavallaro questa volta decide di andare dentro l'area di rigore, pallone che rimane lì, serie di rimpalli, ancora si lotta, poi Avella costretto ad uscire dall'area anche con intelligenza, Cavallaro col cross che esce Sbilenco stavolta dal suo destro. E Sfera che si perde oltre la linea di fondo, può respirare, può anche risalire il Bagheria. Approfitto anche per ricordare gli appuntamenti di giornata targati Sporti Serie TV. Ricordo che nel pomeriggio saremo live da San Vitolo Capo per la sfida tra San Vitolo Capo e Montelepre, Eccellenza Girone A.
stessa categoria per Accademia Trapani Unitas Sciacca, mentre intanto attenzione, Eucaliptus beffa la difesa dell'ATF che gli fa un regalo di Natale in anticipo, e allora 1-1, segna Eucaliptus, pareggia al 90-0-11. Qui la dormita da parte dei ragazzi in maglia rosa, mentre è rimasto a terra Guglielmo, richiamata l'attenzione della panchina. Ancora a terra il numero 5 della TF che si rialza adesso. Costretto naturalmente ad uscire dopo aver ricevuto le cure, sembra però in grado di proseguire la partita. Si può riprendere per gli ultimi 11 minuti più recupero di questo primo tempo. Si riprende adesso. È cambiato da un paio di minuti il punteggio con il gol di Eucaliptus su errore abbastanza evidente da parte della difesa dell'ATF. Prova a rialzare subito la testa con Abate, poi Miceli con la palla scodellata in mezzo, Cavallaro, colpo di testa, poi ancora si lotta, alla fine alla meglio Ranno, insiste però con Genovese l'ATF, poi palla per un attimo recuperata, adesso Raspanti, ora Ficarotta, lo scambio che favorisce l'avanzata di Abate, il cross messo in mezzo, Cavallaro in anticipo, Cavallaro lo scarico, Ficarotta apre troppo il piattone, però ancora attacco vivo con Arculeo per la ATF, Arculeo fermato anche con il fallo commesso ai danni di Shortino e punizione per il 90-011 Bagheria. C'è punizione, battuta non benissimo a dire la verità, allora recupera solo per un attimo però il pallone l'ATF, lotta Cavallaro fermato dall'ottimo intervento da parte di Raspanti che lancia in avanti Guglielmo che nel frattempo si è ripreso con l'appoggio per Zacco rischia sull'attacco di Salvo, rimessa laterale TF, giocata in avanti da parte di Boncore, poi avanza palla al piede Abate col tocco per Miceli sterza, cerca il lancio per Cavallaro alle spalle della difesa, Cavallaro, l'uscita per la palla è ancora buona ma è bravo Puleo a bloccare, che ha cercato la giocata Francesco Miceli, il capitano della TF. Riconquista Zacco, poi quasi si scontra con un compagno e perde il controllo del pallone, occhio al lancio, Geraci la fa scendere, la fa arrivare in aria, può prenderla con le mani.
rilancio nelle parti di Ficarrotta, colpo di testa da parte di Previti, che poi torna anche sul pallone, va a terra, fa il bagno nel fango, Abate, non la tiene in campo. Imprevisti del mestiere in un terreno di gioco del genere. Intanto si lotta Ranno, ma prima c'è stato un fallo. Tra Guglielmo a battere. Caricato da Avella, che sta cercando anche di fargli mettere alle spalle la circostanza che ha portato al gol del Bagheria 90-011. Intanto lancio, Abate, cerca di portarsela avanti con la testa, Abate ha commesso fallo. Allora c'è la punizione per il Bagheria 90-011. Battuta lunga da Raspanti, non riesce il controllo a Ficarrotta, Guglielmo inseguito da Eucaliptus che la mette in fallo laterale, poi il numero 5 della squadra di casa. Con le mani Martorana, cambio rimessa. Anche catechizzato da Raspanti. Rimessa, Miceli cerca il lancio in avanti, trova Cavallaro. Cavallaro col dribbling si è mosso e viene puntualmente servito Arculeo. Arculeo cerca la giocata, non ci casca però Shortino. Altra palla in avanti, Avella col controllo non perfetto, interviene Di Salvo, fallo laterale per l'ATF quando stiamo per entrare negli ultimi 5 minuti più eventuale recupero del primo tempo. Bagheria 90-011 con una panchina comunque abbastanza corta, non si può parlare di panchina lunga anche dall'altra parte. Poi naturalmente all'inizio della ripresa andrò ad annoverare quelli che sono i giocatori a disposizione di Pianges da una parte e di Lima dall'altra. Fallo laterale di Martorana, Eucaliptus cerca la giocata, Ficarotta in mezzo a due, poi alla fine perde il pallone, Eucaliptus col cross deviato, Raspanti con la lotta al limite dell'area, ancora Raspanti, la palla sul destro, lo prova, esce un tiro un po' sbilenco, poi Di Salvo prende a seguire il pallone, Zacco lo ferma, allora corre il 3, avanza in ripartenza l'ATF col suo terzino sinistro che allunga la falcata, velocissimo Zacco, è già arrivato dall'altra parte, Zacco col lancio poteva probabilmente gestire meglio questa palla, forse anche un po' stanco dopo la lunga falcata, in ogni caso è fallo laterale per l'ATF con Ficarotta, Abate, controllo, giocata, Martorana in fallo laterale. Rimessa per Ficarotta, cercato Cavallaro, la palla è per lui, Cavallaro con le finte, Abate, lato corto, Abate, fermato da Balistreri, poi ancora azione buona con Avella, Zacco, scambio con Arculeo che non arriva sul pallone di ritorno, stava cercando di attaccare a profondità, Zacco l'ha servito di prima, ha affrettato la giocata e ha anche perso il pallone.
Rimessa per il 90-0-11. Zacco recupera. Poi la palla esce. Non riesce a gestirla ancora Arculeo. Battuta lunga, colpo di testa. Questa volta da parte del numero 6 in maglia rosa. Allora, altro fallo laterale per l'ATF. Anzi, fallo laterale ovviamente per il Bagheria. Zacco al duello con Montechiaro, ha alzato questo campanile, colpo di testa di Arculeo. Poi il controllo da parte di Shortino, che va via anche con un rimpallo. Cerca per la giocata di Salvo, guadagna fallo laterale nel contrasto con Zacco, avanza la squadra di Lima a circa 2 minuti dallo scadere del 35esimo. Colpo di testa di Miceli, poi rilancio dalle parti di Abate, cerca la finta di corpo, Balistreri ha capito tutto e l'ha fermato. Colpo di testa di Ficarotta che prova ad autolanciarsi anche per evitare l'uscita del pallone in fallo laterale. Ficarotta alla fine riconquista, buono qui lo sforzo del numero 2 di casa che poi prova a servire Abate, la giocata ancora tentata su Balistreri, questa volta riesce nonostante la trattenuta del capitano degli ospiti. Poi la palla in avanti, Cavallaro si è buttato nello spazio, Cavallaro, contrasto con Lipari, calcio di rigore per l'ATF, contrasto Cavallaro-Lipari, punite credo più le trattenute del difensore della squadra giallo-blu che a 1 minuto e 20 secondi dall'intervallo deve fronteggiare questo tiro dagli 11 metri. Sulla palla si è portato Cavallaro. Tanto va a togliere il pallone dal campo Boncore. E Cavallaro contro Puleo. A ridosso della fine del primo tempo, Cavallaro con la rincorsa attende solo il fischio. E arriva adesso, e allora Cavallaro col destro, rimane fermo Puleo, e allora doppietta di Cavallaro, 2-1 TF, che torna in vantaggio. Quasi al tramonto del primo tempo, mancano una decina di secondi all'intervallo. Vi siete goduti anche un po' di cielo di Mondello. Mentre proprio sul fischio del primo tempo inizierà il recupero, sul fischio di ripresa dell'operazione. 1 minuto da giocare, con il recupero palla perfezionato ancora da Cavallaro. Buona poi la scivolata da parte dei Raspanti. Shortino fermato, prova addirittura a chiudere in avanti il primo tempo l'ATF. Arculeo, Abate, anzi Miceli non ci arriva. Poi Martorana decide di giocarla e di tenerla in campo. Previti, ancora per Martorana, fermato, e poi fallo del numero 5 ospite su Miceli. Quindi chiude il primo tempo col pallone l'ATF. Lancio, Cavallaro, serie di finta, ancora Cavallaro, tocco intelligente per Abate che era in fuorigioco e dovrebbe chiudersi qui il primo tempo. Sì, conferma l'arbitro, tutti negli spogliatoi sul 2-1 per l'ATF. Sul 90-011 Bagheria decide per il momento la doppietta di Cavallaro, intervallata dal momentaneo pareggio firmato da Eucalyptus. Squadra a riposo, ci fermiamo anche noi con le immagini come di consueto dai campi targati Sportisi. Da tra poco. Ritorno dei 16esimi di finale della Coppa Italia, promozione Sicilia. Il Lascari Cefalù e il Nicosia si contendono un posto tra le prime 16 della competizione. Si gioca allo stadio Ilardo di Lascari con entrambe le formazioni reduci dai rispettivi impegni in campionato. Iniziamo con il film della partita, perché dopo un quarto d'ora di gioco ci prova il Lascari Cefalù dopo una prima iniziativa da parte degli ospiti. L'uscita
da parte del portiere di Casa Sassi che prende il posto di Mammano, poi c'è il salvataggio e infine l'opportunità da parte di Oviedo che a porta completamente spalancata si mangia il gol dello 0-1. Al 21esimo però i biancorossi passano in vantaggio con questo tiro a giro molto molto bello da parte di Oviedo che si riscatta dopo l'errore precedente e porta in vantaggio la compagine biancorossa esattamente a metà della prima frazione. Prova a reagire il Lascari Cefalù di Mister Comito con questa palla che arriva in area di rigore dopo la deviazione di Bocciuei. Allora Moccero, virata e mancino con la palla che esce veramente di un soffio alla sinistra del portiere. Poi poco prima della fine del primo tempo prova ad innescarsi Javier Inasio Dolce, sterzato sul mancino, tiro a giro e palla che esce veramente di un soffio. Con le immagini però passiamo al secondo tempo perché l'Ascari Cefalù parte bene e dopo un bel controllo col mancino arriva il pareggio da parte di Arena. Sono passati 4 minuti e la squadra di casa ha già pareggiato il conto e in virtù del risultato della gara di andata passerebbe agli ottavi di finale. Passano un paio di minuti, c'è un'azione sulla destra da parte di Bocciuei che calcia ad incrociare, trova l'intervento del portiere Arias a salvare gli ospiti ed è una parata fondamentale perché passano 4 minuti e allora ci pensa Joaquin Palestini con la zampata di destro appena dentro l'area di rigore al minuto 10 della ripresa a trovare il gol che riporta in vantaggio il Nicosia. Parità totale nel punteggio complessivo tra le due squadre nel doppio confronto, ma al minuto 71 una palla gettata in avanti da parte del Nicosia trova l'erroraccio da parte di Di Benedetto, poi il fallo e il calcio di rigore in favore degli ospiti si presenta dal dischetto Inasio Javier Dolce per l'1-3 del Nicosia, la doppietta da parte dell'argentino che porta i suoi in vantaggio non solo nella gara del Lilardo ma anche nel punteggio complessivo. Altri 2 minuti, altro errore da parte dei difensori dell'Ascari Cefalù e allora prova ad approfittarne Spindola che a tu per tu con Stassi colpisce in pieno la traversa, manca l'occasione del poker, manca l'occasione per chiudere i conti e allora prova a buttarsi in avanti l'Ascari Cefalù, qui colpo di testa di Bocciuei sui sviluppi di un calcio d'angolo con la palla che si perde sopra la traversa. Passa ancora qualche minuto, poco prima del recupero c'è questa palla che arriva in aria con Moccero che controlla e calcia, blocca senza grossi problemi Arias e l'ultimo tentativo da parte dell'Ascari Cefalù che arriva stanco al finale. Il Nicosia allora ancora una volta sfiora il colpo dell'1-4, c'è l'uscita di Stassi ma dopo il rinvio da parte dell'estremo difensore dell'Ascari Cefalù arriva il triplice fischio che regala il passaggio del turno al Nicosia. Una partita molto dura contro un avversario molto ben strutturato con giocatori importanti sia per qualità sia per esperienza, guidato da un tecnico che ha diciamo anche la sua rilevanza. La partita si presentava difficile, i ragazzi sapevano che erano chiamati ad una prestazione oltre diciamo quello che è il 100%, lo hanno fatto, lo hanno dato, chiunque è sceso in campo senza guardare le assenze che comunque avevamo, ma il nostro forte è il gruppo, il lavoro che comunque settimanalmente conduciamo fin dall'inizio della preparazione. È una vittoria che questo gruppo, questa società assolutamente merita e che ci fa ben sperare in vista delle prossime. Prossima gara in casa contro la Sport Palermo, dove bisogna ovviamente continuare questo testa a testa con l'Aragona. Assolutamente sì, il calendario nelle prossime partite ci riserva una serie di scontri diretti contro le squadre che sono nella parte alta della classifica. Al di là che si giochino le prossime 2 in casa, sappiamo che comunque affronteremo avversari molto importanti, avversari che puntano come noi al vertice della classifica. Intanto prima di domenica abbiamo mercoledì il ritorno del turno di Coppa, intanto ci concentriamo su quello, cerchiamo se possibile di recuperare qualcuno e poi come ogni domenica metteremo tutto per andare avanti. Qui con Luca Antona, difensore, colonna portante della difesa del Gemini, dopo una gara importante soprattutto per voi che fate parte della retroguardia, terminata con il punteggio di 0-1 in vostro favore. Luca, quello che ti voglio chiedere è la tensione che c'è stata durante tutti questi 90 minuti, dove siete partiti meglio voi nella prima mezz'ora, poi il gol forse vi ha fatto un po' addormentare, adagiare sugli allori, ma l'importante è che avete tenuto botta e avete portato a casa questi 3 punti. Intanto buonasera a tutti, sì, penso che la prima mezz'ora ha fatto vedere, ha fatto capire che squadra siamo e perché in questo momento siamo lì sopra. Dopo il gol fisiologicamente loro si sono alzati, ci hanno un po' schiacciato l'ultimo quarto d'ora del primo tempo, ma noi siamo stati brevi a tenere botta. Siamo stati anche fortunati, abbiamo un gran reparto difensivo
penso che i 3 gol subiti in 9 partite, 8 partite, penso che ne sia la dimostrazione. Oggi comunque fare gol era pure difficile perché il Marineo è una delle migliori difese, è stata, possiamo dire, una gara tra roccaforti. Sì, è stata una squadra tra 2 squadre che vogliono fare il salto. Noi non ci nascondiamo, vogliamo salire di categoria. In questo momento siamo lì sopra, lo dobbiamo allo staff, al gruppo che abbiamo creato e anche a questi tifosi che anche in trasferta ci seguono sempre. Siamo qui con Mirko De Miere, portiere del Gemini, che ha fatto davvero una partita fantastica, clean sheet e 3 punti portati a casa. Non poteva andare meglio di così, Mirko. Sì, siamo contentissimi perché questa era una vittoria che cercavamo, che volevamo e abbiamo ottenuta in un campo veramente difficile perché sapevamo che il Marineo è una squadra costruita per stare là sopra. Oggi l'ha dimostrato perché è inutile nascondere che hanno avuto anche le loro occasioni, hanno sbagliato il rigore, quindi sapevamo le difficoltà e siamo contentissimi di aver regalato questa vittoria ai nostri tifosi che sono venuti a sostenerci anche oggi. Una vittoria sofferta importantissima che vi lancia in questo continuo scontro con l'Aragona lì in testa alla classifica e soprattutto continua a costruire l'identità di un gruppo squadra che continua a fare bene. Sì, no, chiaramente siamo ancora a novembre, quindi la classifica non la guardiamo in questo momento perché l'importante in questo momento è riuscire a portare più punti possibili, riuscire a fare gruppo come stiamo facendo, che stiamo creando una bella famiglia. L'importante è portare tantissima gente al campo dentro e fuori casa perché il nostro obiettivo quest'anno è quello di creare tanto entusiasmo e cercare di stare là sopra il più possibile. Mister Cammarata ai nostri microfoni dopo una sconfitta pesante contro il Bagheria. Mister, cosa può trovare di buono dopo una sconfitta del genere? È difficile trovare qualcosa di buono, però anche con 2 uomini in meno i ragazzi hanno provato a non mollare, però sicuramente bella partita dopo l'esplosione andiamo totalmente in faccia. A questo punto le chiedo se secondo lei c'era il doppio giallo perché secondo me è un po' eccessivo. Secondo me pure ero da lontano, non sembrava neanche rigore, a dire la verità. Ci poteva stare, non ci poteva stare. Se l'arbitro diceva così ormai non possiamo farci niente. Sicuramente secondo me è da sottolineare la prova fino all'ultimo secondo di Arken che ha lottato con tutta la difesa del Bagheria da solo. Ma come tutti i ragazzi hanno lottato, eravamo 2 in meno, la partita ormai era finita. Peccato perché siamo partiti i primi 15 minuti anche molto bene, avevamo in mano la partita, poi dopo aver preso quel gol in ripartenza abbiamo fatto un po' fatica, però questo è calcio, adesso dobbiamo dimenticare questa sconfitta e rimettercela ora. Allora, sono estremamente contento della prestazione che hanno avuto i ragazzi. Questa è quella classica partita in cui il risultato deve passare in secondo piano, perché quando io vedo i ragazzi che dal primo all'ultimo entrano, giocano così con grinta, da gruppo, tra virgolette si vedono anche i risultati, perché mettere in difficoltà una prima della classe e subire soltanto quando attaccano col portiere di movimento, c'è da fare soltanto i complimenti ai ragazzi, secondo me. Vedo la squadra che già da più di 2 settimane è come se avesse cambiato testa, è come se non ci stiamo a essere in quella posizione. Sono fiducioso. Se li faccio entrare in campo non gli regalo niente. Farei un grossissimo errore a regalargli minutaggio. Loro se lo meritano e mi piace perché chiunque entra, 3 minuti, 4 minuti, quelli che sono, dà il massimo. Questo secondo me sono i presupposti giusti per prendersi delle giuste soddisfazioni. Io quando parlo con i ragazzi di queste partite gli dico per noi questa è un'altra finale. Sono molto fiducioso, lo ripeto, perché vedo per ora la squadra abbastanza in palla, sono compatti, ci divertiamo agli allenamenti, sta avvenendo pure. È ripreso il gioco qui al Franco Monaco di Palermo, secondo tempo tra TF e Bagheria 90-0-11 che inizia in questo istante. Ci sono stati dei cambi da una parte e dall'altra. Tanto Di Salvo per gli ospiti cerca la giocata, non la trova, poi abbatte Cavallaro, chiusura da parte di Shortino. Eccolo uno dei nuovi protagonisti della partita, lo Monaco con la maglia numero 15, inizialmente dato titolare, poi alla fine ha giocato il numero 14 Di Salvo.
Dovrebbe essere uscito con il numero 7 Montechiaro. Mentre anche l'ATF ha provveduto ad un cambio perché non ce l'ha fatta a proseguire Guglielmo al suo posto. Cacioppo con la maglia numero 17. Intanto c'è un'interessante punizione per il Bagheria 90-011 per questa trattenuta proprio da parte del nuovo entrato Cacioppo al limite dell'area. E occhio a questo piazzato per la squadra di Mister Lima, mentre torna a soffiare il vento. E sul pallone si è portato, neanche a dirlo, Eucalyptus. Barriera a 3, però attenzione anche alla traiettoria che può assumere il pallone perché si è alzato il vento molto molto forte. C'è Eucalyptus sul pallone, fischia l'arbitro, la rincorsa di Eucalyptus che prova a dare forza però non ce n'è. E allora para Geraci, che è il portiere della TF, davanti a lui in difesa ci sono il numero 2 Ficarotto e il numero 3 Zacco come terzini, i centrali sono il numero 4 Avella e da questo secondo tempo anche il numero 17 Cacioppo, mentre intanto Abate prova ad andare. Abate con i dribbling, ancora Abate, c'è anche Arculeo si impossessa del pallone, incrocia e alla fine c'è la parata a terra da parte del portiere Puleo. Rinvio, poi la palla che arriva dalle parti di Di Salvo, riconquista però Zacco. Arculeo agevolato anche dalla Pozzanghera che rallenta la corsa del pallone. Zacco al limite, cerca Cavallaro, lo trova ma non riesce a controllare l'autore dei 2 gol che stanno decidendo la partita. Poi ancora TF in possesso, sempre con Cavallaro, fermato ancora una volta, questa volta da Lipari. Poi conclusione, e c'è il grande intervento da parte di Puleo sulla sventola tentata da Genovese. E allora calcio d'angolo, il numero 5 per l'ATF. Sulla battuta come sempre Cavallaro, con la palla che si è andata ad insaccare nell'albero. Incredibile. E adesso con la folata di vento la palla è scesa dall'albero. Battuta da parte di Puleo, poi controllo un po' pigro qui da parte di Ranno, riconquista Arculeo. Miceli. Cavallaro sul fondo, Cavallaro resiste ad una carica, mette in mezzo il pallone, respinto in calcio d'angolo da Baristreri. Ancora Cavallaro che prova a mettersi la squadra sulle spalle. Battuta di Cavallaro, pallone che rimane in area, tentativo, poi ancora pallone che rimane lì e blocca nuovamente Puleo. Doppio tentativo qui per l'ATF, Avella senza dubbio il più pericoloso. Zacco qui con la giocata anche elegante. Abate prova a passare in mezzo a 2 e ci riesce. Miceli ai 20 metri, Miceli guarda la porta, la cerca, respinge Martorana. E poi pallone messo fuori dal numero 11 Previti. C'è cambio nel Bagheria, esce Di Salvo con la maglia numero 14 a fare posto
a un compagno. Sono riuscito a scorgere il suo numero di maglia. Dovrebbe trattarsi del numero 16 Lorè. Non sono trascorsi 6 minuti e mezzo dall'inizio della ripresa. Arbitro che deve dare il segnale. Invece da cambio rimessa, quindi alla fine non era un fischio per indicare la ripresa del gioco, ma era proprio un fischio per segnalare l'irregolarità di Ficarotta sulla battuta del fallo laterale. Qui la palla allontanata da Cacioppo. Cavallaro prova ad autolanciarsi col colpo di testa. Balistreri ancora a fare a sportellate col numero 9 avversario. Arculeo abbatte, palleggia, subisce fallo. C'è la punizione allora per l'ATF, sulla palla c'è Genovese. C'è il fischio, la palla però si muove, allora bisogna ripetere il cerimoniale per la battuta di questa punizione. Sulla palla c'è anche Zacco, ma Genovese sembra il più convinto a calciare, infatti calcia la palla, in qualche modo arriva dalle parti del portiere Puleo che fa salire i compagni. Zacco va a lottare con Eucaliptus, il quale non riesce a controllarla col tacco, poi lotta anche Previti. Raspanti in avanti, colpo di testa di Avella, poi Eucaliptus anticipato anche da un compagno, poi non riesce ad arrivare Lorè. Abate, cerca di correre, Abate, Cavallaro, non arriva. Rilancio sulla testa di Ranno, poi c'è la lotta con Boncore che chiedeva un fischio a suo favore, lotta Zacco, poi la palla la riconquista il Bagheria, serie di rimpalli, prova ad uscirne vincente Boncore. Miceli abbatte al limite, cerca la giocata con la suola, non gli riesce per l'ottimo intervento di Balistreri che esce palla al piede. Eucaliptus con il rimpallo vinto su Boncore, si lotta, alla fine riconquista Avella, non riesce ad agganciare Miceli, poi ancora Miceli che va a pressare, alla fine allontana in maniera solo parziale Balistreri. Controllo di Arculeo, ancora Arculeo, serie di finte, poi Cavallaro anticipato dall'ottimo intervento da parte di Sciortino che poi gioca in verticale, si tratta di Lipari, poi la corsa da parte di Lo Monaco, esce a ridosso del limite dell'area con ottima scelta di tempo Geraci. Qui intanto Abate con Cavallaro che gli corre davanti, ancora Abate, limite dell'area, Abate vede l'arrivo di Miceli, lo serve Miceli con l'esterno, in due tempi la parata da parte di Puleo.
Colpo di testa di Zacco, la palla ancora giocata in avanti, Avella di testa, Ranno col tocco impreciso, Miceli, Boncore, sterza, si affida a Zacco, vuole palleggiare adesso l'ATF. Zacco prova ad andare da solo, Zacco ne salta due, poi Arculeo col tocco per vie centrali, rimpallo sfavorevole per Genovese, poi Abate riguadagna palla per i suoi compagni, alla fine la calcia lontano Figarotta. Il rilancio col colpo di testa di Cacioppo, Genovese affrontato senza fallo di Eucaliptus, poi riconquista ancora Cacioppo che va a lottare, sporca in questo rilancio Lorè palleggia, poi colpo di tacco di Ficarotta addosso proprio al numero 16 avversario. C'è un cambio ed è cambio in porta per la TF, esce Geraci, entra al suo posto Barresi. Il rilancio qui da parte di Eucaliptus, Cacioppo Conte rimbalza e poi colpisce di testa, poi torna anche sul pallone. Zacco, ennesima sgroppata della sua partita. Zacco salta un avversario, non il secondo, poi colpo di testa di Cacioppo per alimentare l'azione. Genovese non controlla bene, interviene Raspanti, poi altro lancio, Abate. Controlla un perfetto, ma la palla ce l'ha ancora l'ATF con Boncore che indirizza su Arculeo, Balistreri mette fuori, palla che dovrebbe uscire in fallo laterale. Così è. La rimessa con le mani di Zacco, Arculeo e Cavallaro con rimpallo, calcio d'angolo. Cavallaro alla battuta, palla che rimbalza proprio davanti a Boncore. Cavallaro col dribbling va a calciare con il destro, fuori gioco di Avella che forse ha tolto la palla dalla porta, perché probabilmente la palla sarebbe entrata lo stesso su questa grande traiettoria. Comunque fuori gioco di Avella, che è stato per carità rapace su questa giocata di Cavallaro, ma da questa prospettiva da qua su sembrava che il tiro di Cavallaro sarebbe comunque entrato in porta, visto che Puleo non sembrava destinato ad arrivare. Arculeo rischia, poi Zacco, ancora Arculeo, scambiano i due. Zacco prova a far viaggiare Abate, la giocata che non riesce, poi ancora Arculeo, verticale nuovamente per il suo numero 11, favorito anche dalla Pozzangara, arriva sulla palla, salta Balistreri, corre Abate verso l'area, al centro ci sono i compagni, Cavallaro, sterzata, Cavallaro, la parata ancora da parte di Puleo che sta tenendo in piedi la sua squadra. Sarà almeno la terza, quarta parata che fa nel solo secondo tempo. Cavallaro, ancora dribbling, Cavallaro, ingresso in area, mette in mezzo, non arriva nessuno, poi Arculeo insegue la sfera,
lo sostiene Boncore, Arculeo controlla, giocata, poi Abate con la sterzata, Abate con il destro, palla che esce in fallo laterale. Fallo laterale per Lore, e scambia con Martorana. Sta facendo fatica a prendere ritmo il Bagheria, poi qui anche errore abbastanza netto da parte di Martorana, rimessa TF in zona d'attacco, Ficarotta sbaglia anche lui. Siamo quasi a metà del secondo tempo, 16 minuti 45 secondi. Cambia ancora qualcosa Mister Lima nel suo Bagheria 90-011. C'è l'uscita da parte di Previti e l'ingresso di Mattias Sciortino, maglia numero 18. Controllo di Miceli. Ficarotta col cross, rimpallato poi proprio Mattias Sciortino. Quella giocata al limite di Abate, la palla parata da Puleo. Lancia Puleo, palla che rimbalza proprio davanti allo Monaco. Zacco d'esterno per la corsa di Abate. Abate questa volta anticipato da Lipari, rimessa. Attività frenetica anche oggi al Francolo Monaco di Palermo, che ieri ha visto, mentre intanto c'è calcio d'angolo per l'ATF, dicevo ieri, Francolo Monaco di Palermo sotto l'acquazzone con un campo ai limiti della praticabilità, ha visto la vittoria della Parmonval sulla Folgore Castelvetrano in eccellenza girone A, netto 5-0, che ha inaugurato la giornata di eccellenza girone A. E come ben saprete su Sportisi li potete trovare dalla Serie B alla promozione, tutti i risultati aggiornati, le classifiche aggiornate sul sito www.sportisiri.it e anche le grafiche sulle nostre pagine social. Intanto calcio d'angolo, Avella di testa, ancora Avella, controllo e tiro, il miracolo, pallone che rimane lì, ancora Avella, salvataggio, non c'è nulla secondo l'arbitro, che alla fine concede calcio di rigore alla TF. Andrà a battere Miceli, quindi cambia il tiratore. Miceli contro Puleo, fischia l'arbitro, la rincorsa di Miceli, camminata, poi sinistro, è 3-1 per l'ATF, segna anche Miceli che si sblocca e firma il primo +2 dell'ATF oggi. Riprende il gioco. Se ne sono andati i primi 21 minuti.
del secondo tempo. 14 più recupero da giocare. Tenta la fuga l'ATF. Si porta sul 3-1 grazie al calcio di rigore di Miceli. Mira perfetta dal dischetto per i ragazzi di Mister Pianges, che nel primo tempo hanno realizzato la loro seconda rete proprio poco prima dell'intervallo con Cavallaro. Che ora trovano anche il +2. Qui intanto Abate col recupero, rimpallo che non lo favorisce questa volta, poi riesce a riconquistare palla ancora la ATF. Cacioppo, Avella pressato, prova a giocarla in avanti, poi si rende conto di dover andare a prendere quasi da solo. Balistreri, lancio lungo, colpo di testa di Ficarotta, quello di Ranno, poi Boncore per Arculeo. Abate che sta svariando su tutto il fronte d'attacco, cerca la palla in verticale, troppo lunga per Miceli, troppo corta per Cavallaro. Cacioppo, Miceli, sterzata, non sa a chi darla, poi rischia di perderla, alla fine si rifugia ancora da Boncore. Miceli, pallone non perfetto, poi risolve Boncore. Zacco con l'ennesimo dribbling della sua partita, ancora Zacco in solitaria, poi se la allunga un po', lo aiuta Miceli, non c'è fallo secondo il direttore di gara, forse qui poteva starci il fischio. In ogni caso Zacco riconquista. Arculeo, palla di ritorno giusta nelle intenzioni, meno nell'esecuzione. Cacioppo, lunga, non arriva nessuno, Balistreri alla fine in acrobazia. Abate, controllo, Arculeo prova a passare in mezzo a due, non ce la fa, per alla fine il rimpallo lo favorisce, sempre Arculeo, tutto aperto a sinistra, Cavallaro non riceve perché sbaglia il passaggio Arculeo, la mette in fallo laterale Balistreri. C'è un cambio per la TF, esce Miceli che lascia la fascia di capitano ad Avella. Entra Mandalari con la maglia numero 16 a 11 minuti più recupero dalla fine e dunque se ne va l'autore del gol che per il momento sta fissando il punteggio sul 3-1. E dunque spazio anche per Salvatore Mandalari. La rimessa già battuta. Cavallaro questa volta la perde, poi giocata in avanti per Eucaliptus che non sta riuscendo ad incidere in questo secondo tempo per la sua squadra. Aspanti ha lanciato ma non ha trovato compagni, poi colpo di testa da parte di Boncore, riconquista Arculeo. Genovese cerca di scodellare, fa scavalcare questa palla, poi Eucaliptus a riconquistare per il Bagheria. Raspanti fermato il numero 4 e allora Abate quasi al limite, cerca spazio, va da Mandalari, primo pallone della sua partita, Mandalari mette in mezzo, non è granché, si riparte dal fondo, ultimi 10 minuti in arrivo. Qui la palla recuperata ancora molto bene da Zacco, che sbaglia poi il tocco. Ancora Zacco però, fermato da Balistreri, poi Avella. Cerca il lancio, si fa prendere la mano.
Poi ancora giocata sulla destra da parte dell'ATF col cross verso Abate che viene scavalcato. Arculeo e Cavallaro quasi si scontrano. Cavallaro la tiene. Cavallaro calcia sul fondo. Il rilancio da parte di Puleo, poi ancora ATF che riconquista, secondo tempo con non poche difficoltà per il 90-0-11 che qui però si può involare con la corsa di Lo Monaco. Lo Monaco, Zacco lo rinsegue e lo costringe ad affrettare la giocata. Col primo intervento della partita per Barresi. Abate, controllo di testa, poi non riesce a gestirla. Raspanti fermato dall'intervento di Genovese che gioca in verticale, sono in due dell'ATF, uno di questi è Cavallaro che corre, ma è bravo Palistreri a tagliargli la strada e a concedere non più di un fallo laterale. Cavallaro, la giocata questa volta su Palistreri che è costretto alle maniere forti, questa volta per fermarlo. Punizione per il grande protagonista di questa partita, 2 gol ma non solo. C'è un cambio intanto nel Bagheria 90-011 con l'ingresso in campo di 5 mani con la maglia numero 13. Cambia anche dall'altra parte mentre termina la partita di Ranno, se ho visto bene, sì, sta uscendo il numero 8. Dall'altra parte i cambi sono addirittura 4. Penso che esaurisca la panchina con Ulizzi, Mazzotta, Argano e Milici. Esce Abate. Esce Arculeo. Esce anche Avella. Esce anche Cavallaro, che con pochi, anzi pochissimi dubbi è l'MVP di questa partita. Doppietta, ma anche diverse ottime giocate in fase offensiva per il numero 9, quindi esauriti i cambi dall'ATF, 5 minuti più recupero alla fine. E si può riprendere con questa punizione giocata 2 volte verso l'area, l'uscita di Puleo sui piedi di Itan Mazzotta. L'arbitro ha urlato un 5, ma 5 sono i minuti che mancano al 70°. Da capire, anche se ha già segnalato adesso i 5 minuti di recupero, che ci stanno, perché comunque al di là del risultato comunque ancora potenzialmente in bilico. Di interruzioni ci sono state, c'è stato il rigore, ci sono stati i cambi, quindi tante interruzioni per quelli che, se confermata questa segnalazione, sono di fatto gli ultimi 9 minuti di questa partita, visto che ne mancano 4 per arrivare a 70 e poi c'è il recupero.
Martorana lancia in avanti Balistrelli da far rimbalzare, dove però c'è Genovese. Allora ATF che prova a riattaccare, c'è un fallo però commesso proprio da Martorana. Allora punizione per la squadra in maglia rosa, che si avvia dunque, sta provando ad avviarsi verso il successo quest'oggi. Vediamo girone a 12 squadre, nel quale è presente anche il Palermo, che però non fa classifica. ETF che vincendo andrebbe a 9 punti, frutto di 3 vittorie e 2 sconfitte, scavalcando tra l'altro proprio il Bagheria alla seconda sconfitta invece del suo campionato, almeno fino a questo momento. Intanto pallone giocato in avanti da Milic, intercettato Zacco di testa, poi Eucaliptus riconquista la palla, ce l'ha adesso 5 mani, poi tocco sbagliato di Lo Monaco. Allora ancora ATF con la giocata di Ulizzi, scambio con Mandalari, ancora Ulizzi incespica sul pallone. Eucaliptus rientra in tempo dal fuorigioco, viene contrastato in maniera regolare da Cacioppo. Boncore prova a correre, poi verticalizza per Milic, intercettato il suo passaggio, poi giocata in avanti di Ulizzi ancora per il suo numero 19, che poi gioca male col destro, la palla finisce in fallo laterale, ultimi 2 più recupero. Fallo laterale per il 90-011 Bagheria. Eucaliptus col controllo non perfetto, poi Ficarotta che si è spostato centrale, Boncore, Cacioppo, pallone svirgolato da Lipari, diventa buono per Ulizzi, poi prova a inserirsi anche Mandalari, Mandalari riesce a anticipare Balistreri, Mandalari, la parata di Puleo, ancora bravissimo per pallone che rimane lì, altra conclusione e ancora Puleo in calcio d'angolo ad evitare il poker dell'ATF. E dunque ancora vicinissima al quarto gol la squadra di Pianges, nonostante i tanti cambi effettuati. Squadra praticamente rivoluzionata con le ultime 4 sostituzioni. Ora occhio al corner, deve sistemare il pallone, era uscito dal quartino, dal corner. Qui il rimpallo con Ulizzi che la meglio su Eucaliptus per la palla spazzata via alla difesa ospite. Ancora il numero 10 Martorana, Lo Monaco fermato, la palla diventa buona per Mandalari e per Milici. C'è comunque calcio d'angolo, anzi no, rinvio dal fondo, sta per iniziare il recupero. Rilancia Puleo, colpo di testa, poi pallone che rimbalza per Ulizzi, arriva anche Mandalari, Mandalari va a lottare lì in mezzo, anche Milici che vince un rimpallo, Mandalari affrontato, commette fallo ai danni di Martorana. Tre minuti, ok, 3 minuti, quindi presumibilmente la segnalazione di prima era per dire che mancavano 5 minuti, cosa che alla quale non sono abituato. Comunque, Genovese scavalca, arriva Argano si libera, Argano destro e arriva nel cuore del recupero la quarta rete dell'ATF
che chiude i giochi, va ad esultare davanti alla tribuna. Argano che entra dalla panca, cala il poker per i suoi che chiudono la partita. Riprende il gioco quando se n'è andato metà del recupero, 1:40 giocati. Ultimo minuto che sta per arrivare, dunque TF che si assicura un'altra vittoria. Zacco con l'ennesimo recupero. Poi ancora Zacco che corre. L'appoggio, conclusione, prova ad arrivare ancora Argano su questo tentativo molto debole da parte di Ulizzi, l'uscita da parte di Puleo. Puleo che lancia. Controllo da parte di Cacioppo, poi Boncore lascia Zacco che vuole correre ancora, viene fermato dall'intervento di Lo Monaco, sarà fallo laterale per la TF. Figarotta, ultimi secondi, lancio, poi recupera Martorana, fermato dall'intervento di Milici. Si è fatto male Martorana proprio negli istanti finali della partita. Sarebbe una beffa, un infortunio proprio in chiusura di gara. Si è rialzato però Martorana, quindi tutto ok. Fallo laterale, l'arbitro lascia giocare ancora. E fischia adesso la fine. Vince la TF e vince anche nettamente 4-1 contro il 90-011 Bagheria. Sorpasso tra l'altro in classifica per la squadra di Pianges ai danni di quella di Lima. E dal Franco Lo Monaco chiudiamo il nostro collegamento. Da Francesco Camuca da Sportisir un saluto e un ringraziamento come sempre.